Buongiorno a tutti ragazzi, sempre brutte informazioni come di consueto. In effetti stavolta ragazzi la NASA mette in guardia addirittura il mondo, quindi finalmente ammette che c'è una possibilità che un asteroide, non si tratta di fantasia, non si tratta di mettere paura, ma finalmente qualcuno della NASA parla per conto loro e ammette la probabilità che in questi anni a venire, dopo controllo King, tutto bene ragazzi. Quindi ammette questo scienziato che si chiama Greg Leonard, è della Nuova Zelanda ragazzi, è finanziato dalla NASA, quindi lui afferma che c'è una possibilità ragazzi del 100% che un asteroide colpisca la Terra in un momento non precisato. Sì, sì, vero King, vero, vero. In effetti, scusatemi l'italiano purtroppo sto appiccicato, la Terra sarebbe a rischio. Ciao Giovanna, quindi siamo abituati, dice, a vedere tanti polveri cosmici, ma restiamo impreparati sugli asteroidi. In effetti dicono nemmeno sappiamo quando passino o come arrivino, quindi molti asteroidi non lo dicono, in effetti in un momento ben non precisato. Ciao Danny. Quindi come vedete ragazzi, più mi pare che si avvicina questo Apopis e più mi pare che si stanno un po' sbilanciando. Io poi non è che voglio fare il solito complottista, come qualcuno può pensare, ma però guardate ogni giorno di più mi pare che si aprono sempre di più le porte. Abbiamo detto Apopis, passerà a 30, ciao Letizia, ciao. Quindi passa a 30.000 km. Poi oggi esce un articolo sul, diciamo, sulla scienze in inglese sul sito della NASA, che questo lavora per la NASA, poi non è che diciamo è uno così, quindi lui è finanziato dalla NASA per controlli e tutti. Quindi lui dice che non si sa quando, però ci sarà sicuramente questa famosa collisione. Sì, sì, ma può darsi pure che stanno parlando del 2029, eh. Però Samuele, Fregio, però vedi che si stanno, come dico, si stanno un po' azzardando, ogni giorno di più dicono qualche cosa. Ciao Heidi. Quindi ogni giorno pare che ti mettono, sa, ti inculcano qualche cosa di nuovo in testa. Sai, adesso stavolta esce questa cosa, vedrete che la Terra non è sicura, ci sarà sicuramente qualche impatto, accadrà così, accadrà così. Se sarà più di 5 km la Terra sarà a rischio e comunque ciao, grazie Heidi, grazie mille. Quindi ci saranno danni a livello globale, ripercussioni sul clima e quindi cercano di indottrinarti verso questa cosa. Perché ragazzi, non è che uno esce dalla NASA, esce e dice ragazzi stiamo in guardia perché prima o poi comunque mettetevi l'animo in pace, un asteroide ci colpirà. Quindi grazie Heidi, quindi a finale qualche cosa non è normale perché non è che uno esce e dice vedete ragazzi, grazie Veronica Marcucci, vabbè comunque tu a finale ragazzi non è che questi si alzano la mattina e dicono la terra a rischio catastrofe, poi non è che è un sito sa di quelli là che tu vabbè dici questo è un sito chissà da dove viene, no qua si parla di scienze di NASA, ESA, qui si parla di studi di riviste scientifiche affermate, non si parla di le fake news, queste scemenze così come dico io. Questi sono studi che fanno proprio persone che si occupano di questo. Cioè, già abbiamo detto che Apopis è un pericolo. Mo' questo esce e dice, vabbè, ma si sa che prima o poi arriverà quel famoso giorno. Quindi diciamo che Apopis, se non vado errato, era oltre i 400-500 metri, era. Però a parte questo è molto alto, mi ricordo, non preciso quanto,
ed è molto veloce, quindi, ed è di ferro, quindi è diciamo composto da un materiale che non si disintegra, diciamo, sì, mi dispiace ma è vero. Purtroppo il caldo è inutile, non ci vuole abbandonare di nessuna maniera, ragazzi. Purtroppo qui a Salerno è un'altra giornata di caldo, quindi mi sto abituando oramai. Oramai non stiamo più a casa, facciamo la sauna. Quindi ragazzi, ancora una volta la NASA si mette in discussione come sempre. Prima dice che stiamo sicuri, poi dice che ci sarà un impatto, poi neanche loro sanno che cosa vogliono. Vabbè ragazzi, io credo forse ragazzi che ci stanno preparando per il 2029, sono convintissimo perché di Apopis ragazzi se ne parla da 15 anni. Ultimamente se ne parla, non dico tutti i giorni ragazzi, perché se voi andate sui siti di scienze vedete che ogni giorno si parla di questo Apopis, perché in Italia purtroppo tutti i siti pensano... è perché lì diciamo ad aprile mi pare 29 di marzo e il primo di aprile passerà sopra la nostra testa a soli 30.000 km, che è vicinissimo proprio alla Terra. Quindi è una cosa assolutamente, cioè io non mi faccio capace, no? Se questo è grande, che ne so, 300, 400, 500 metri, stando a 300, a 30.000 km, come si vedrà? Si vedrà una palla di fuoco in cielo. Io poi non sono un astronomo, non lo so, però siccome passerà vicini, sì, lo so che stiamo nel 2019, lo so, però è pur vero che 10 anni possono passare subito, quindi non è che possiamo, che abbiamo 80 anni, vabbè, diceva tu, spera di che arriva a 90 anni, no, diciamo che più o meno i miei iscritti variano dai 40 ai 60, questa è l'età, quindi diciamo che è questa l'età più o meno, diciamo, diciamo i miei iscritti dai 35 anni in su, diciamo, più o meno, ho visto, 43, proprio metà a metà. Quindi diciamo ragazzi che secondo me questi ci stanno preparando per questa cosa ragazzi, perché se no non si spiega perché ogni volta esce sempre sta notizia della NASA, della ESA, vogliono andare sulla Luna, e vabbè signori, siete ancora giovani. Quindi in effetti certo, certo Katia, quindi secondo me ragazzi io sono convintissimo che questi lo fanno di proposito. Ma comunque dove cade cade, se quello è grande al finale, capisci? Quindi in effetti se cade in acqua ragazzi non è che ci salveremo, perché in effetti anche se non ci sarà un asteroide che porterà all'estinzione, può darsi. No, ma poi sai che cos'è? Vero? È che stanno preparando i bunker sotterranei. Poi leggiamo una cosa e adesso arriva Popis. E poi leggiamo un'altra cosa e a breve arriverà un asteroide, non ci potremo salvare, prima o poi arriverà. Cioè mettendo insieme tutte queste notizie. In Alaska stanno facendo il bunker sotterraneo perché vogliono salvare tutte le piante e i semi del mondo. Cioè, ma a che serve? In Russia stanno facendo un bunker in caso di guerra. Quindi diciamo che è una cosa strana, in effetti, perché costruire questi... Brava Maria, giorno, un giorno fanno un bunker, un giorno dicono che Apopis è vicino alla Terra e un giorno dicono vabbè quello prima o poi cadrà qualche asteroide sulla Terra e ci sarà la fine. Non so domani che metteranno, tengo paura domani. Quindi non lo so, domani che trovo. Ieri ho detto a Popis ma poi 30.000 km ragazzi, vedete che è pochissimo. Io ci ho pensato tutta la notte. Non è che io pensavo, no, 30.000 km. È la distanza di un satellite qualsiasi della TV, delle radio. Questo Apopis che è grande poi.
dai 3 ai 500 metri e viaggia proprio pesante, non so quanto, camminerà vicino ai nostri satelliti. Allora la domanda era, è molto facile che l'atmosfera della Terra... No, quello è passato già, già stiamo a posto quello non era il pericolo quello del 14, quindi settembre, quello non è un problema, già hanno preso tutte le misure e tutto, quindi di quello non ci dobbiamo preoccupare. Il problema è Povis, questo del 14 già hanno visto pure gli amatoriali che non ci sarà nulla. Il problema è proprio Povis, perché passerà davvero vicino. 30.000 km ci sono i satelliti, ragazzi, pensate. E l'atmosfera può tirarlo giù, questo è il problema che ho paura, diciamo io, perché sta troppo vicino. O questo passa sopra la Terra e davvero come dice Maria, qua bruciamo tutti. Perché passerà proprio vicino, vicino, vicino. Poi è grosso, non è fatto, sa, 5 metri. Quello è un coso di 5 metri e ti combina un casino esagerato, ragazzi. Voi vi ricordate quello a Tunguska, questo che è in Sardegna ma ultimamente? Queste sono rocce piccole, sono sassolini e fanno un casino esagerato. Tu ti immagini 500 metri? Cioè se uno di... Ma che ne so, ti faccio un esempio, di 100 km può distruggere una nazione tipo Stati Uniti, no? Tu immagina uno di 500. Secondo me gira il mondo sotto sopra, secondo me. Secondo me si salveranno davvero, come hanno detto molti di voi, qualcuno che si è fatto un rifugio antiatomico, qualcuno che è andato sulla Luna, come ha detto quello è ricco, allora va sulla Luna, sicuramente. Perché sfuggire a una cosa di quella sarebbe impossibile, anche però ragazzi, no, no, non mi sono scollegato, no. Quindi secondo me ragazzi, alla fine, secondo me rimarrà il problema a quelli che saranno sottoterra. Sai perché? Perché alla fine pensi che solo perché vai nel bunker non muori. Come si dice, non muori di peste, ma muori di carestia. Sì, sì, la gente è convinta che andando nei bunker si salva, sì, se ne accorgono. Fanno la fine dei topi schiacciati, figurati. Quando arriva qualcosa, capisci che in Alaska, molto meglio, ho fatto un video, c'è un buco enorme di un asteroide che è caduto centinaia e centinaia di secoli fa, che ha fatto un buco che è esagerato. Figurati se dei bunker a 10 metri, a 20 metri, a 30 metri di sotto al suolo possono mantenere un sasso di questo. Ma dai, noi scherziamo proprio. Questo qua che è caduto in Alaska è sceso chilometri sotto. Apopis è sui 350-500 metri, è grosso, è quasi mezzo chilometro. Poi la composizione è ferrosa, capisci? Non è rocciosa. Quindi è duro, in effetti a contatto con l'atmosfera non si frantuma, quindi entrerà, se speriamo di no ragazzi, in contatto con l'atmosfera non perderà un grammo ragazzi. Quando sono rocciosi 10 anni, 2029, in effetti non è una cosa che succede oggi o domani, però ragazzi pure passano 10 anni, non pensiamo che diciamo vabbè che ci importa fra 10 anni, vabbè, ma 10 anni comunque passano. Sì, proprio, proprio vi salvo io, stiamo tutti inguaiati qua. Ragazzi, secondo me, sì, 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 a me è vero il nome, sì, non ho fatto di fantasia. Quindi, secondo me, la miglior cosa è ci devono salvare gli extraterrestri, solo quelli possono salvarci. In tante volte hanno fatto da protezione alla Terra, lo faranno pure sto viaggio, secondo me. Vi ricordate quando c'è stata quell'esplosione solare, c'è stato quel disco davanti alla nostra Terra?
Qualcuno ha detto, e hanno chiuso tutti gli osservatori astronomici, vi ricordate? Poi hanno detto che stava un hacker, era entrato sui computer degli astronomi e hanno bloccato tutti i telescopi solari. Poi, non è che diciamo, yeah, ma noi scherziamo proprio. Quindi, a finale, credo che quel giorno, quando 2029, Stefano, ci sta ancora tempo, non ti preoccupare. Il problema non è salvarci, il problema è se questi non dicono la verità, questo è il problema. Io, appunto, se vogliono salvarci, però penso che se l'hanno fatto in passato lo faranno pure in futuro, in effetti. Quindi, perché salvarci due o tre volte, no quattro? Se ci volevano già fritti, già eravamo fritti, ragazzi, quindi non credo. Come ho sempre detto, se esistono gli alieni e ci volevano, non ci volevano qua, ragazzi, noi già stavamo, arrivederci e grazie. Quindi penso che anche stavolta, cioè, sì, non ti preoccupare Stefano, paga prima il mutuo e poi ce ne andiamo. Vabbè, scherziamo ragazzi. Anzi, no, come ha detto Samuele ieri, ha detto ragazzi, spendetevi i soldi, non conservatevi nulla perché dall'altra parte non ci sta niente. Non in senso che non ci sta niente, ci sta Dio e tutto, però non ci sta come spenderli i soldi, quindi spendeteli adesso, perché di là non servono. Quindi, come ha detto Samuele ieri, ragazzi, spendete, non accucciate, come si dice qua a sud. Oppure al nord, non accumulate, ragazzi, però mi trovi più base con non accucciate. Vabbè, la cosa è quella là comunque, ragazzi. Vabbè, ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi per qualche altro video, sperando che non trovo sempre sta NASA davanti. Perché no, 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 è il Giuseppe Melchiorre, nessun nome di fantasia, no, no. Ciao Samuele, mi raccomando, spina tutti i soldi. Di là non ci sta a banca. Quindi spendila qua affinché stai ai 10 anni di tempo. Quindi in 10 anni spendi. No, no, niente pseudonimo, no, 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 non mi piacciono. Quindi il canale l'ho fatto proprio a nome e cognome, non ci stanno pseudonimi come dico io, in effetti. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo dopo, spendete averli i soldi, andate a retta, pensate alla salute e come si dice, che Dio ce la mandi buona. Ci sentiamo più tardi ragazzi, ciao a tutti.